Dopo il nostro reportage di fine luglio scorso alla città di Marghera, siamo tornati alle case popolari di proprietà del comune, qui alla Torre di Tre, dove le 250 famiglie dei 96 alloggi popolari, di cui 10 sfitti, vivono sotto il perenne assedio di pantegane e topi a causa del costante allagamento dei sotterranei. Oggi la spiegazione di Insula, incaricata dei lavori in corso da parte di Cafarsetti. In realtà, appena avvisati del problema, siamo subito intervenuti per valutare l'entità della problematica. Abbiamo riscontrato che c'è una pompa di sollevamento su questi magazzini seminterrati che non funziona bene. Questa sarebbe una manutenzione ordinaria a carico dell'amministratore di condominio. Però abbiamo deciso di intervenire noi a carico della proprietà per dare un riscontro immediato ai residenti. Problema di origine recente e prima dei nostri servizi, mai segnalato, a detta di Insula, è dovuto alle forti piogge di questi mesi. Forti piogge con questi forti eventi meteorici, è chiaro che la quantità d'acqua che è arrivata giù in questo scantinato seguendo queste strade, queste aperture, era importante e quindi sta stazionando ancora qualcosa che adesso provvederemo alla risoluzione con la soluzione della pompa. Una volta risolto il problema degli scantinati, dove un gran numero di famiglie di Ratti e Pantegane hanno trovato casa, resta da risolvere altre magagne con grondaie e mattonelle ancora da mettere in sicurezza lungo la facciata sud. Abbiamo già completato l'ala est che vedete alle mie spalle e quindi abbiamo terminato le demolizioni e stiamo già operando sulle ricostruzioni del calcestruzzo e dei tamponamenti dove prima appunto c'erano delle piastrelle in fase di stacco, stiamo rifacendo con del nuovo intonaco. Nell'ala nord abbiamo già completato l'installazione del ponteggio e abbiamo iniziato le demolizioni della piastrellatura e del calcestruzzo copriferro in fase di distacco. Termine dei lavori previsto per fine anno.